Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Izebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Fino a qui. Potete accomodarvi. Continuiamo le nostre riflessioni sulle storie nel deserto. Questo è l'ultimo personaggio che meditiamo insieme nell'Antico Testamento, nei libri dell'Antico Testamento. Elia, è una storia questa che conosciamo e forse tra le storie nel deserto è quella che torna subito alla nostra mente. Se dovessimo dire un personaggio che si è trovato nel deserto, subito citeremmo Elia in questa situazione. Conosciamo la storia, il trionfo di Elia davanti ai profeti di Baal, la minaccia di Izebel e questa fuga improvvisa nel deserto. A differenza di quello che abbiamo visto con gli ultimi personaggi nel deserto, che si sono trovati in qualche modo, volenti o nolenti, nel deserto, qui Elia decide di andare lui, decide di fuggire dai luoghi abitati, dai luoghi che lui frequentava e andare nel deserto. Elia è lì volontariamente, in un momento di crisi, in un momento di difficoltà personale, come sappiamo. Qualcuno addirittura parla di una forma temporanea di depressione del profeta che addirittura si augura la morte. Quindi una crisi davvero forte. Qualcuno la spiega, qualcuno non la spiega, sicuramente improvvisa. Il giorno prima era stato un giorno di vittoria e a udire le minacce di questa donna il profeta crolla e ha paura e scappa. Insomma è in crisi, è in grave difficoltà. Non è nel deserto perché l'ha convocato il Signore, è nel deserto perché ha deciso di andarci Lui. E quindi lo scenario che diciamo sempre di prove, di difficoltà del deserto in questo caso è scelto volontariamente da Elia, rappresenta all'esterno quello che era nel cuore di Elia. Elia voleva il deserto, Elia si va a cacciare nel deserto, va a finire lui nel deserto. Notiamo che non l'ha mandato il Signore e c'è una grande differenza tra quando è il Signore, come per esempio citiamo il verso di Osea, quando Dio attira il suo popolo nel deserto. Quando il Signore ad attirare nel deserto è un conto, ma quando siamo noi a cacciarci nel deserto è tutta un'altra storia. È un po' il finale della storia, perché noi sappiamo che il Signore in questa storia non diede ragione a Elia. Eppure ogni volta che raccontiamo questa storia, fino a quando non arriviamo alla fine, noi simpatizziamo pienamente con Elia
e in qualche modo giustifichiamo le nostre crisi, le nostre difficoltà, il nostro venir meno dicendo è successo anche a Elia. Anche lui è crollato ed era un grande profeta, ha visto cose gloriose, quindi noi parteggiamo per questo profeta e in qualche modo ci sentiamo incoraggiati nel giustificare il nostro franare, il nostro scendere nel deserto. C'è stato Elia, ma dobbiamo leggere sempre tutta la storia, perché non c'è una sola parola da parte di Dio che giustifichi la scelta di Elia, il crollo di Elia e le parole che poi lui pronuncia. Possiamo vivere sicuramente dei momenti di sconforto, sono umani, sono naturali per noi. Abbiamo difficoltà personali e nessuno può prevedere quanto grande sarà la prova di domani per noi. Qualcuno è più forte, qualcuno è meno forte, qualcuno va in crisi, qualcuno si confonde, qualcuno resiste. Nessuno di noi può prevedere quello che riserva il domani e quindi non ci scandalizziamo della crisi di Elia. Non abbiamo nessun problema a capire che cadde in un profondo sconforto. Noi stessi abbiamo un profondo sconforto qualche volta, dovremmo dire spesso, troppo spesso. Ma quando poi il Signore ci rialza e noi a mente lucida guardiamo un attimo indietro, ci rendiamo conto che tante volte lo sconforto, il dolore, le crisi che abbiamo non erano tanto per la disgrazia che ci è capitata, ma per il fatto che abbiamo smesso di confidare nel Signore. E noi sappiamo che abbiamo un avversario che è come un leone ruggente, appena vede un fianco scoperto, subito lo aggredisce per convincerci di continuare in questa via che ci fa sprofondare invece sempre di più. Ora, tutto quello che dovevo dire per non rendere giustificabile la crisi di Elia, l'ho detta. E qui mi taccio su questo argomento, perché vorrei riflettere con voi sull'atteggiamento di Dio nei confronti di Elia. Abbiamo detto un Elia che Dio non giustifica, un Elia che quando sente la voce di Dio, Dio gli dice: che fai qui? E glielo ripete una seconda volta e gli dice: gira i tacchi e tornatene da dove sei venuto. Sono stato un po' spiccio. Questo è quello che Dio gli dice. Ma in tutto il contorno, nel contesto di questa storia, Dio è presente. E Elia può accettare che Dio è così diretto verso di lui perché Dio è stato presente nella sua crisi. Ed è di questo che vogliamo meditare insieme prima di pregare. Dio sa prendersi cura di noi anche in quei momenti terribili delle nostre crisi. Dio sa prendersi cura di noi meravigliosamente, che non vuol dire che ci giustifica, che non vuol dire che se si prende cura di noi ci sta dando ragione, ma Lui ci ama. Il suo cuore è per la nostra salvezza. Ed Elia fu accudito dal Signore nella sua crisi. Dio si prese cura di lui meravigliosamente, innanzitutto raggiungendolo. Era in due fasi la crisi di Elia. Nella prima fase lui aveva previsto di farla finita con gli uomini, nella seconda fase di farla finita con tutto il resto, Dio compreso. Nella prima fase lui se ne va. L'ultimo a lasciarlo è il suo servo. Tempo fa, vi ricordate, avevamo riflettuto su questo servo. E quando finalmente era da solo, isolato da tutti gli uomini, dice le parole che non avrebbe mai potuto pronunciare davanti agli altri, ma a Dio sì. Ora che ho lasciato la prima fase, è arrivato il momento della seconda fase e la voglio far finita con tutto. Quindi Elia non voleva vedere più nessuno. Voleva Dio solo per spegnergli la luce, per chiudergli gli occhi e farla finita. Ma Dio lo raggiunge. Il giorno prima Elia aveva invocato il Signore. Signore, manifestati, mostrati come un Dio potente e vivente. Mostra a Israele qual è il Dio che devono servire. L'aveva chiamato, l'aveva invitato,
Gli aveva detto di farsi vedere in modo visibile, convincente. Elia l'aveva chiamato, Elia voleva il Signore. Il giorno dopo Elia fugge e non invoca il Signore per manifestarsi a salvezza, ma Dio lo raggiunge. Dio gli fa sapere che anche se lui si sta allontanando, se Elia si sta allontanando dal Signore, il Signore non si è allontanato da Elia. Anche se la direzione di Elia era verso la fine, Dio era ancora al suo fianco. Anche se in quel deserto non c'era nessuno tranne Elia ed Elia non voleva vedere nessuno, Dio era ancora al fianco di Elia. Dio si prese cura di Elia innanzitutto raggiungendolo e facendogli sapere che non lo aveva abbandonato. Gli parla, gli manda un angelo, gli provvede il cibo, gli fa capire: sono ancora qui, non ti ho abbandonato. Ti può parere forse che nella tua crisi sei rimasto solo, puoi desiderare di essere solo, ma io non ti lascio. Verrei meno alla mia promessa. Io ho promesso di non abbandonare il mio popolo. E quindi Dio si prese cura di Elia innanzitutto raggiungendolo e facendogli sapere che era ancora al suo fianco. Se c'è qualcuno che è in crisi, se c'è qualcuno che sta mettendo in discussione il Signore nella sua vita, sappia questa sera, attraverso la storia di Elia, che Dio non ci ha abbandonati. Dio è ancora al nostro fianco, sempre. Secondo modo in cui Dio si prende cura di Elia è dandogli le forze che non aveva. Elia non si era reso conto che andandosi a cacciare nel deserto andava in un luogo che davvero l'avrebbe fatto morire. Nessuno resiste nel deserto. E non era un deserto dal piccolo raggio, perché è scritto che Elia poi camminò 40 giorni e 40 notti, quindi l'orizzonte del deserto era ancora lontano davanti a lui e lui aveva da camminare. Più si inoltrava nel deserto, senza acqua, senza viveri, senza aiuto, senza possibilità di comunicare con nessuno, più avrebbe rischiato di morire. Elia, che pensava di trovare la salvezza nella fine, nella sua morte, nel deserto, non si stava rendendo conto che stava andando a morire e aveva scelto lui quella strada. Ora era lì dentro, era in mezzo a quel deserto, stava sprofondando sempre più. Probabilmente aveva sete, probabilmente aveva fame, ma Dio decise di prendersi cura di lui anche dandogli le forze. Non specificamente dandogli da mangiare, ma dandogli le forze, perché qui siamo davanti a un miracolo. Elia mangiò 2 volte in breve tempo, 2 volte a distanza di poche ore, di poco tempo. Non sappiamo quanto dormì tra il primo pasto e il secondo, ma noi sappiamo che dopo il secondo pasto non mangiò più, eppure ebbe forze per camminare per 40 giorni e per 40 notti. Dio si prende cura di noi. Dio sa che siamo fragili. Dio sa che spesso, pur non dovendo, assecondiamo la tentazione dell'avversario e smettiamo di confidare in Lui. E quando è così, Dio sa che andiamo a finire nei guai, in luoghi spirituali che ci tolgono le forze, ci tolgono la fede, ci tolgono la speranza, ci tolgono la visione spirituale delle cose. Dio lo sa. Ecco perché si prende cura di noi, dandoci le forze per stare nel deserto vivi. Per la forza, dice il testo, che quel pasto gli diede, lui poté camminare 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, fino al monte di Dio. Dio ci darà le forze. Dio ci darà le forze perché si prende cura di noi. Se c'è qualcuno che si sente spossato e forse è anche onesto davanti a Dio da dire: è colpa mia, sono io che ho smesso di confidare in te, sono io che mi sono allontanato da te, sono io che ho assecondato le lusinghe terrene e carnali dell'avversario. Dio ci darà la forza se andiamo a Lui con pentimento,
se andiamo a Lui con fiducia, Lui non ci abbandona e ci dà la forza per rimanere in piedi. Siamo i Suoi figliuoli. E non c'è contesto, fosse anche il deserto più duro, nel quale il Signore non possa proteggerci con la Sua mano. Infine, Dio si prende cura di Elia e si prende cura di noi, nonostante la cattiva scelta che abbiamo fatto, guidandoci in mezzo al deserto. Fu guidato nel deserto. Il deserto non è un luogo di strade, non è un luogo con segnaletiche, non è un luogo trafficato da tante persone, è un luogo angusto, è un luogo in cui si rischia di perdersi. Spiritualmente il deserto ci fa perdere nelle vie della fede, ma Dio si prese cura di Elia e lo guidò nella direzione del monte di Dio e lo guidò al contrario, rifai la strada, ritornò Elia, non si perse nel deserto. Si racconta che molti, perdendosi nel deserto, poi sono morti, ogni tanto si trovano i resti, perché il deserto non ha strade. E Dio ci guida. E che conforto è per noi sapere che nella prova più oscura della nostra vita Dio è capace di guidarci per portarci fuori dalla prova. Ci deve guidare il Signore però. Dio guidò Elia, assolutamente. Lo portò al suo monte, gli parlò, lo portò in un luogo di relativo riposo nel quale finalmente Elia poteva sbollire e ascoltare nitidamente la voce del Signore e poi lo ricondusse indietro, sano e salvo. Un Elia rafforzato, un Elia confortato, che Dio non lo aveva abbandonato. Addirittura Dio gli rivela, sappiamo la storia, che lui pensava di essere rimasto solo. In realtà ce n'erano altri rimasti fedeli al Signore. Quindi un Elia che ritorna rafforzato dal Signore, un Elia che ritorna confortato dal fatto che sa che non è stato abbandonato da Dio, un Elia che torna, un Elia guidato, un Elia che non si perde perché Dio lo prende per mano spiritualmente e lo porta fuori dal deserto. Così si prese cura il Signore di Elia. In tutto questo racconto, se poi a casa vi soffermate sui versi successivi al verso 9, ascolterete chiaramente le parole del Signore che in qualche modo rimproverano Elia, anche se Dio si rivela in modo dolce, ma gli dice: Elia, tu non dovevi essere qui. Hai interrotto una strada che non doveva essere interrotta, da lì devi riprendere, ritorna indietro. Non giustifico questa tua pausa, ritorna indietro, ma adesso sei confermato che io non ti ho abbandonato, che io ti guido, che io ti do le forze, che tu non ti perderai se confidi in me. Qualunque sia la nostra prova, qualunque sia anche il nostro errore, andiamo al Signore con fiducia. Confidiamo in Lui e Lui ci assisterà, si prenderà cura di noi meravigliosamente. Amen.